Signore e signori, buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Nuovo trionfo per la friulana Chiara Cainero. Ieri sera, e come vi abbiamo anticipato nel corso di Telefriuli Estate, ha conquistato l'argento olimpico. La campionessa friulana, la sua quarta Olimpiade dopo l'affermazione a Pechino 2008, è entrata nella storia nella competizione brasiliana. Seconda soltanto alla compagna di squadra Diana Baccosi, 2 errori nei primi tiri, poi perfetta, ma l'oro nello skit italiano lo ottiene appunto la Baccosi, che sbaglia soltanto una volta. Ma dovremmo avere in linea proprio la protagonista di questo trionfo olimpico, Chiara Cainero. Buongiorno, a seconda appunto del fuso orario, e buonasera dal Friuli, Chiara. Buonasera a tutti, buonasera. E allora ci racconti questa tua affermazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro? Ma è stata un'emozione per me bellissima, l'ho detto anche ai giornalisti ieri, anche se era la quarta Olimpiade, appena metti piede nel villaggio le emozioni sono sempre stupende. A differenza delle altre però questa volta ho voluto vivermi il villaggio, mi sono messa le scarpe da ginnastica fin da subito, sono uscita a correre, sono uscita a vedere subito come era fatto il villaggio, ho voluto proprio viverlo, perché l'emozione olimpica ti dà sempre quel qualcosa in più. Ecco. La gara ho cercato di prepararla al massimo. Fin da quando mi sono qualificata il mio obiettivo principale era quello di arrivare qui e qualificarmi alla finale. Per poterlo fare sapevo che dovevo fare un 16 perfetto. Il 16 perfetto è venuto, poi ci sono stati quei 2 errori, ma va bene così. Per me è un argento che vale oro. Ecco Chiara, due argento tu e un'altra Chiara si è conquistata l'oro, due mamme che hanno dovuto lasciare i loro piccoli, adesso a breve ritornerai in Friuli. Sì, domani parto, torno in Friuli e poi dopo qualche giorno tornerò in Sicilia perché ho mandato mio figlio in Sicilia con gli altri nonni. Senti, quindi adesso la nostra gioia è di andare a casa e condividere questo premio con i nostri figli. Senti, ti chiedo quali le differenze, le emozioni del 2008 a quelle di ieri? Non ho capito, non ho sentito. Scusate. Ti chiedo le emozioni, se ci sono emozioni simili a quelle di Pechino 2008. Più che altro le sensazioni di fare una gara un attimo, cioè di estraniarti e riuscire a fare questa gara e a cercare il tiro perfetto. Queste emozioni sì, le ho rivissute come le ho rivissute, le ho provate nel 2008, quindi però qui la gioia è doppia perché comunque forse facendo l'argento ho capito l'oro, cioè ho realizzato l'oro di Pechino con questo argento, 2 medaglie al collo, insomma in una carriera sportiva sono tante. Senti, abbiamo sentito di buon mattino lo zio Enzo. Chi c'era con te? Chi c'è con te in Brasile? C'è mio marito, mio zio, i miei genitori e degli amici di famiglia, mio amico Andrea e altri due amici di famiglia. Ecco, in Friuli si sta preparando una grande festa al tuo rientro. Me l'hanno detto, sono un po' spaventata perché so che i friulani sono bravi in questo. Un attimo, però so che sicuramente sarà una bella festa. Ci saremo anche noi. Chiara, congratulazioni. Perfetto, grazie mille. Ciao, ciao. Grazie, arrivederci. E allora, voltiamo pagine, grazie e congratulazioni ancora a Chiara Cainero. Andiamo con la cronaca. I vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo sono intervenuti oggi alle 13:30 per un incidente stradale verificatosi sulla provinciale 60 a Meretto di Tomba. 2 autovetture che procedevano nel medesimo senso di marcia da San Marco a Meretto di Tomba si sono scontrate. Uno dei 2 mezzi coinvolti è un gemonese che dopo l'impatto è uscito di strada impattando contro una spalletta di un canale di irrigazione rimanendo incastrato. Oltre ai pompieri sono giunti anche i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso. Il conducente dell'altra autovettura ha riportato un trauma facciale, la strada è rimasta chiusa per 2 ore. Indagini dei carabinieri della stazione di Codroipo. Vedete le immagini che appunto fanno riferimento a questo incidente. 15 persone controllate, un arresto, 3 denunce, 4 persone segnalate, il bilancio di un'operazione antidroga partita dalla stazione Carabinieri di Maiano che aveva individuato un pregiudicato agli arresti domiciliari che nonostante la misura detentiva continuava nell'azione illegale. I militari in un controllo a sorpresa avevano trovato nella sua soffitta tracce di cocaina. A seguire gli investigatori erano arrivati al fornitore, un uomo di Osoppoli, ricostruendo tutta la rete dello spaccio e dei consumatori
Coinvolte persone di Gemona, Osopo, Buia, Cassacco e Maiano che facevano rifornimento di cocaina, marijuana, hashish e LSD, il tutto molte volte per vivacizzare festini privati. I coinvolti vanno da un'età di 22 ai 53 anni. Proseguiamo con la cronaca. Un pakistano ospite presso una struttura di accoglienza udinese gestita dalla Caritas è stato trovato in possesso dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Udine di 4 etti di hashish suddivisi in panetti. Si tratta di Zoib Ali, 24enne, bloccato mentre tornava in bus da Milano. All'arrivo in stazione nel capoluogo friulano attorno alle 23:30 di ieri è stato bloccato e perquisito. Lo stupefacente era stato occultato in una busta di plastica, a sua volta nascosta in una busta di latte. È probabile che la droga fosse destinata a giovani udinesi per il ponte ferragostano. Ricordiamo che l'Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli in città, soprattutto nella zona della caserma Cavarzerani che ospita i profughi in tutta la città. L'obiettivo è quello di prevenire le risse fra i migranti avvenute anche di recente in città. In supporto ai militari della territoriale sono giunti a Udine anche i militari del 13° Reggimento di Gorizia e del 4° Battaglione di Mestre. Avete visto proprio la zona dell'autostazione delle Corriere, della stazione ferroviaria, dove appunto l'uomo, e lo vedete ancora nell'istantanea, è stato bloccato. Sono stati completati i lavori per il campo di erba sintetica di Gonars. I lavori, costati più di 60.000 euro, sono stati eseguiti grazie ai contributi regionali. Il campo è regolamentare per i tornei FIGC e sarà la nuova casa della AS di Gonars, che ha chiesto la realizzazione di un nuovo campo già nel 2013. Per l'inizio del campionato è prevista l'inaugurazione ufficiale. A Gemona del Friuli è andato in scena Terre e Moti, lo spettacolo degli studiosi del Laboratorio Internazionale di Comunicazione e del piccolo laboratorio Corsaro di Massimo Somaglino. Al centro dell'opera i 40 anni del terremoto. I resti della chiesa restaurata di Santa Maria delle Grazie a Gemona hanno ospitato la rappresentazione di Terre e Moti, titolo dello spettacolo sui 40 anni dal terremoto, portato in scena dagli studiosi del Laboratorio Internazionale della Comunicazione e dal piccolo laboratorio Corsaro di Massimo Somaglino, Claudia Grimaz, Nicoletta Oscuro, Vittorio Vella e Digi Meggiorin, con il coordinamento della Bottega del Teatro di Claudio Bernardi e Domenico Ferrari. Terre e Moti è una drammaturgia che ripercorre taluni momenti particolari del terremoto del 76, dalla scossa alla vita in tendopoli, per proporre nella fase finale le riflessioni frutto dell'esperienza a 40 anni dal tragico evento. La sceneggiatura, con scenografia ai resti di quella che era definita la piccola pinacoteca gemonese, a motivo delle importanti opere pittoriche che conteneva la chiesa quattrocentesca di Santa Maria delle Grazie, danneggiata e recuperata a Rudere quale unica testimonianza del terremoto a Gemona, è frutto di una collaborazione maturata durante l'anno fra Bottega del Teatro e piccolo laboratorio Corsaro. Al primo hanno collaborato, mettendo a fattor comune le loro conoscenze sul terremoto, 13 corsisti del Laboratorio della Comunicazione, istituzione di studiosi di italianistica provenienti da tutto il mondo. Nella fattispecie si tratta di argentini, brasiliani, africani, europei e taluni discendenti di friulani, mentre il piccolo laboratorio Corsaro di Massimo Somaglino ha operato su musica e testi che, sempre sul filo conduttore del terremoto, danno vita ad una fusione ed interazione di esperienze, racconti e creatività apparse gradite al pubblico di Gemona, come confermano le ovazioni ed applausi tributati a fine spettacolo. Tony Capuozzo, il famoso inviato di guerra rimasto sempre profondamente legato al Friuli, ha assunto la direzione della rivista trimestrale edita dalla sezione di Udine dell'Associazione Nazionale Alpini. Tony Capuozzo, il noto giornalista radio-televisivo nato e cresciuto in Friuli, per la precisione a Palmanova, è il nuovo direttore della rivista trimestrale Alpini Io Mamme, edito dalla sezione di Udine dell'Associazione Nazionale Alpini.
Capuozzo prende il posto di Claudio Coiutti, che dirigeva la rivista ormai da lontano 1985 e al quale Dante Surovito De Franceschi, il presidente della sezione ANA udinese, ha rivolto un sincero ringraziamento per l'importante lavoro svolto in tutti questi anni. La nomina a direttore della rivista Alpina Friulana è l'ulteriore testimonianza del profondo attaccamento di Capuozzo al Friuli, che il giornalista ha sempre mantenuto anche quando gli impegni di lavoro lo portavano lontano, prima alla RAI con Giovanni Minoli per la trasmissione Mixer, poi nel gruppo Mediaset, per il quale diventa uno degli inviati di punta nelle aree di crisi. Nel suo primo editoriale come nuovo direttore Capuozzo, che alla tessera del gruppo delle Penne Nere di Tarviso scrive: non c'è responsabilità più leggera che assumersi la direzione di una rivista alpina. Cittadini esemplari gli alpini, sottolinea il giornalista, e in questo caso anche ottimi cronisti della loro vita associativa. Piuttosto, conclude Capuozzo, è una responsabilità al contrario, tocca meritarsi il ruolo. Vincere le battaglie della vita con la prevenzione è il motto dell'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, da anni impegnata nell'organizzazione di incontri di educazione sanitaria, informazione e attività fisica, tra i quali una settimana a Forni di Sopra. Quest'anno vi ha partecipato una trentina di persone che hanno avuto modo di confrontarsi con medici, operatori sanitari e esperti su varie tematiche legate alla prevenzione e alla corretta gestione della patologia e per riflettere sul concetto di malattie di salute, riferendosi in particolare alla definizione dell'OMS che definisce la salute stato di benessere psicofisico, sociale e spirituale. Come ci ha spiegato il presidente dell'associazione Gelmino Pozzo, le giornate sono state caratterizzate da camminate nei boschi precedute e seguite dalla misurazione della glicemia per verificare il consumo di zuccheri nel sangue. Per chi soffre di diabete, il movimento e l'alimentazione sono fattori fondamentali per tenere sotto controllo la patologia. E a Villa Caccia di Lestizza, ospite d'onore di Avostanis, il critico d'arte Filippo Daverio, una serata nella quale ci sono stati molti riferimenti all'immigrazione di ieri, raffrontata a quella di oggi. Pubblico da grandi eventi all'agriturismo e colonos di Villa Caccia di Lestizza nell'appuntamento di turno di Avostanis con Filippo Daverio. È dal 2004 che lo storico dell'arte, docente, autore, scrittore e personaggio televisivo milanese tiene conferenza a questa kermesse estiva friulana e per Avostanis 2016 la 25esima della serie intitolata Atieris e Utopiis, Terre e Utopie, il presidente dei colonos Federico Rossi gli ha proposto dai turchi in Friuli ai turchi in Europa, un tema quanto mai attuale quale quello dei profughi che si ispira al dramma teatrale I Turks dal Friul, atto unico in friulano scritto da Pierpaolo Pasolini sull'invasione dei turchi del 1499. Sulle moltitudini di migranti che si stanno riversando sull'Europa non poteva mancare il parere dell'illustre ospite intervistato in anteprima alla affollatissima serata all'agriturismo. Vorrei porre questa domanda che abbiamo tutti in testa oggi. Ma cosa succede con questo fatto dell'immigrazione? Cioè, chi sono questi che stanno arrivando? Sono quelli che corrispondono ai famosi longobardi che passarono dal Friuli 1500 anni fa, cioè avete vissuto il Friuli un fenomeno analogo, sono arrivati i longobardi, però hanno lasciato tracce che sono tuttora utili. Quelli che arrivano sono in grado di lasciare delle tracce utili o meno. E il tema è molto complicato oggi. Noi dobbiamo molto al mondo arabo, però forse non a questo mondo arabo, perché noi facciamo delle grandi confusioni, pensiamo che il mondo arabo sia uno solo, pensiamo che l'Islam sia uno solo, è come pensare che la cristianità sia una sola, cioè che Voltaire e quelli che bruciano le streghe sia la stessa roba, non è vero. Nello stesso modo nel mondo arabo non è la stessa cosa, quindi di fronte a queste domande veramente cos'è il prossimo evento, qual è la prossima mutazione dell'immigrazione, cosa sta per succedere? Allora cominciamo a riflettere a quelle che ci sono già state di immigrazione, ai vantaggi e agli svantaggi che ci hanno portato e da quelle tentare di immaginare se noi 400 milioni di europei siamo in grado di assorbire un 10% in più di altri 40 milioni che arrivano, che arriveranno, perché non c'è da fare. O li spariamo mentre scendono dalle barche, li pigliamo subito i pesci, oppure arrivano. Cosa ne facciamo? È possibile farne qualcosa? Certo, i longobardi appena arrivati qua hanno abbandonato i loro dei, si sono convertiti. Questi appena arrivano qua vogliono convertirci noi, non è la stessa cosa.
Bene, con il servizio dedicato ad Averio e a Vostanis termina qui il nostro telegiornale. Non mi resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione, augurarvi un buon sabato sera, una serena domenica e un bel Ferragosto. Da tutto il personale di Telefriuli, arrivederci.